Sì, è un'emergenza decretata dalla Regione, noi abbiamo già fatto un piano anti-zanzare in questo periodo, è chiaro che la situazione è leggermente peggiorata a causa della siccità e quindi la mancanza degli antagonisti alle zanzare, quindi le rane nei fossati. È previsto adesso un altro piano di anti-zanzare sia larvicidi che adulticidi che verrà eseguito dall'USI, chiaramente in collaborazione col Comune. Un programma che permetterà di indirizzare gli interventi nei territori più soggetti alla proliferazione delle zanzare. 11 sono infatti i comuni dichiarati zona rossa, tra questi anche Padova, Venezia e Treviso. Un piano di disinfestazione che ha anche l'obiettivo di prevenire il rischio di infezione da West Nile. Sì, a rischio perché chiaramente viene calcolato un rischio potenziale che si possa trovare la West Nile, però noi prevediamo di intervenire molto prima per evitare che questo rischio potenziale diventi un rischio effettivo. Presenti dei cluster nel comune trevigiano, ma non si può parlare ancora di allarme. No, da questo punto di vista siamo intervenuti per tempo e questo è sicuramente importante, grazie al monitoraggio fatto sicuramente dall'assessorato dell'ambiente, ma anche dall'USE che sempre è attenta a questo tipo di attività.